Antonio Simon Mossa, convegno sulla pastorizia d'Olollai, 20 marzo 1966. I veri sfruttatori della massa dei nostri pastori, disse Antonio Simon Mossa, sono i cosiddetti feudatari dell'arte, cioè coloro che si avvalgono di una posizione di privilegio con la connivenza delle autorità regionali, purtroppo sorde e insensibili al continuo disperato appello dei pastori e alla dura realtà di 24.000 famiglie, siamo nel 1966, cioè di 100.000 persone circa, che vivono della loro attività per poi denunciare l'incomprensibile atteggiamento di certi politici sardi che considerano la pastorizia come un residuo di vecchie strutture da abbattere, anziché da rinnovare alla luce delle moderne esperienze e delle più recenti tecniche. Questo Antonio Simon Mossa, sempre, come ricordato, 1966, un convegno che era stato promosso dal sindaco di Olollai, che all'epoca era il sardista Michele Columbo. Adesso passo la parola volentieri a Felice Loris, che è il coordinatore nazionale del movimento Pastori Sardi, che ci racconterà la sua esperienza, la loro esperienza e soprattutto i passaggi che ci aiutino a capire gli obiettivi sostanziali di questo movimento. Saluto a tutti. Il movimento dei pastori non è una cosa semplice, molti cercano di ghettizzarla come un movimento corporativo, è un movimento che oltre il prezzo del latte non beve e così via. No, il movimento non è così. Il movimento è dotato di molte persone giovani, meno giovani, che hanno in questi 20 anni sono cresciuti, si sono formati e hanno imparato l'analisi. L'analisi non la fanno solo le strutture organizzate, i partiti, i sindacati organizzati o i grandi cattedrati, la fanno anche i pastori, coscienti, convinti di trovare soluzioni ai loro problemi. Beh, il movimento sta facendo questo. Noi abbiamo due strategie. Uno dice, ma cosa ci facevano alla Borsa, cosa ci facevano a Milano, ma perché andare qua, perché andare là? Che senso ha? Perché non occupano i caseifici? C'è tutta una serie di, giustamente, di osservazioni che la gente esternamente fa senza conoscere a fondo la nostra strategia. Noi facciamo costantemente assemblee ristrette, assemblee allargate, dove diciamo, noi è finito a novembre il tempo della grande partecipazione perché il pastore ritorna alla produzione, giustamente, e vediamo che sia così, vuol dire che ha amore per quella produzione, anche se perde continua a fare quella produzione. Però possiamo fare la stessa cosa, possiamo mantenere alto, vivo l'interesse nei confronti del problema mobilitando poche persone. Siamo partiti con queste iniziative, piccoli gruppi, con tutta una serie di iniziative per portare l'azione. Questo era portato in un senso, noi abbiamo, stavo dicendo, due strategie, che una è riferita alla questione economica immediata, cioè a un rapporto di prezzo di latte, a un riscatto sociale, economico e di dignità dell'intero comparto, per cui riferita, diciamo, all'amministrazione generalmente locale, regionale e così via, l'altra nei confronti di Bruxelles. Nei confronti di Bruxelles. Cioè, molte volte ci sfugge tutta una serie di dati che sono molto importanti. Quando dicono Bruxelles investe il 40% del suo bilancio europeo nell'agricoltura. È vero, ed è una grande cifra. Cioè l'Italia percepisce oltre 5 miliardi di euro, non sono pochi, sono più o meno per oltre 1 milione di contadini e pastori, però è anche vero che 700
700 società italiane percepiscono il 69% di questi quasi 5.000 miliardi. Cioè basti pensare che l'Italia Zuccheri, questi sono dati scritti nel loro bilancio 2008, ha ricevuto di contributi comunitari 139.750.000 euro. L'Eridani Assadam SPA ne ha ricevuto 125 milioni. Società minori come la Macarese, che è della proprietà della Benetton, ha percepito 1.234.000 euro. Cioè questo ci dà l'idea, è vero, la comunità economica europea mette a correre un mucchio di soldi, ma dove finiscono questi soldi? Dove finiscono questi soldi? Ecco la capacità di andare a capire il perché, con tutti i soldi che danno, perché i pastori protestano, con tutti i soldi che danno, perché c'è questo malumore. Danno questi soldi perché, nome e cognome, noi li indicheremo uno per uno. Sono elenchi pubblici, per cui non è un problema recuperarli. Uno per uno li elencheremo, perché anche fra di noi non tutti i pastori sono uguali, come tutti gli agricoltori non sono uguali. Io conosco pastori che percepiscono anche 100.000 euro all'anno, ma quello non viene alle mie manifestazioni, alle nostre manifestazioni, e quello se ne guarda bene. Quello è uno che dice: ah, quelli sono addirittura terroristi. Cavolo, uno che percepisce 100-120.000 euro di rendita parassitaria, perché porca di una miseria, di questo si tratta, per non produrre. Come fa a avere simpatia per questo movimento? Ecco lì la divisione, cioè una politica comunitaria che mira a uno sviluppo agroindustriale, che mira alla concentrazione delle aziende, che mira a finanziare le grandi aziende. Pigliatevi il modello Arborea, così tanto decantato, così tanto valorizzato. Quello è un fallimento. Perché è un fallimento? Perché è un allevamento da serra, perché è un allevamento che produce magari un grande valore distribuito in pochi, e soprattutto non produce un prodotto di qualità, e soprattutto ancora ci inquina il territorio. Il territorio dell'Arborea ci vorranno secoli e secoli prima che ritorni in salute. Non lo ritornerà perché continueranno a eliminare così. Ecco, da una parte c'è una politica comunitaria che mira a sostenere quelle iniziative, ma poi sostenuta anche dal ministro, in questo caso Galan, oppure dalla regione Sardegna. Cioè bisogna fare massa, bisogna fare forza, bisogna esprimere numeri. Per che cosa? Per andare a fare concorrenza a chi? A queste società che si cuccano, no? Queste 700 società che si cuccano tutto il bilancio comunitario. È impensabile quello. Noi non siamo per un allevamento da serra, non siamo per un allevamento industriale. Io l'ho detto e lo ripeto perché mi piace, perché è mia questa frase. Ho detto la pastorizia deve essere così com'è, e come ha detto Francesco, legata a uno sviluppo armonioso, perché si deve dotare di strumenti per migliorare soprattutto le sue condizioni umane, del suo rapporto con l'animale. Queste sono le cose, ma non deve andare oltre, perché se va oltre non sarà più la pastorizia. Dicevo, noi non produciamo un grande valore aggiunto, non è vero che produciamo il 45% del bilancio della PLV regionale, la pastorizia è molto di meno, ma non è questo il problema. La Saras produce una grande PLV, però è una PLV di pochi, quel poco che viene ridistribuito in qualche migliaia di posti di lavoro viene oscurato dall'inquinamento che produce. La pastorizia invece produce una PLV bassa, però è un'economia democratica, è ben distribuita nel territorio,
sono decine di migliaia di aziende che beneficiano di quella PLV e vive in armonia con l'ambiente, non è cosa da poco. Ecco perché da una parte ci muoviamo in un senso, dall'altra parte nell'altro. Noi le nostre battaglie saranno incentrate sull'immediato ma sulla prospettiva. Sull'immediato significa battaglia sul prezzo del latte, sul valore delle carni e così via. Ma non è una battaglia che io mi ricordo 20 anni fa dicevo vogliamo 1500 lire, me lo ricordate? Quello era una provocazione. Oggi siamo diventati un po' più acculturati perché l'esperienza poi, in 5 anni uno piglia una laurea, in 20 anni ne piglia 4, insomma, o è tonto oppure impara e cresce, perché non è che ha molte chance. E noi siamo cresciuti su quello. Noi abbiamo girato l'ostacolo. Non abbiamo parlato di prezzo del latte così vogliamo un prezzo di latte. No, abbiamo fatto una piattaforma che era ben articolata che poi portava il prezzo del latte. Com'è che portava il prezzo del latte? Quando noi diciamo la nostra richiesta è un punto importante che a molti è sfuggito, non certo a molti ai pastori, ma a molti critici che sono sempre pronti a dire la loro su di noi. 5 o 6 centri di refrigerazione, di pastorizzazione, di concentrazione del latte. Questa è la cosa importante, perché? Perché a ogni centro di refrigerazione sarebbe nata un'organizzazione di produttori che avrebbe deciso lei il suo destino, che avrebbe potuto offrire il latte anche fuori, anche se anche in questa sala qualcuno potrà dire mai e poi mai la materia prima fuori perché il valore aggiunto deve restare in Sardegna. Io sono d'accordo, ma però se noi continuiamo questa materia prima a lasciarla ostaggio di pochi, se poi questo profitto non viene ridistribuito, allora è giusto che pigli la via di fuori. Ecco, il prezzo del latte dove nasceva in maniera automatica, perché a livello europeo il latte di pecora non ce n'è. Noi l'abbiamo cercato ovunque, non ce n'è. C'è qua in Sardegna una concentrazione e per cui è appetibile a livello europeo il nostro latte. Ma per fare quello occorre creare quelle strutture, non possono farlo i pastori, non hanno soldi per fare quelle cose lì. Ma una politica attenta allo sviluppo di un comparto può investire, e infatti l'ha fatto, l'abbiamo ottenuto quello, che sono stati investiti. Adesso si creeranno delle grandi organizzazioni, una tra Biti, Lula, Orune, Nule e così via, un'altra tra Sindia, Macchina Rotana, Olzai e così via, poi una Trompaina del Capitano, una qua nell'Istanese tra Sedilo, Busacchi e così via. Cioè, ecco qua, gruppi di pastori che si coalizzano, si uniscono e poi decidono loro cosa fare del loro prodotto. Ecco il prezzo del latte da dove nasce. Nasce da questo, senza bisogno di. Ma noi diciamo anche un'altra cosa. Il prezzo del latte non ci soddisfa. Perché? Perché i costi di produzione sono elevati. Ecco perché la nostra piattaforma era ben articolata su quello di incrementare, di sostenere le produzioni contadine di foraggiere e così via, per diminuire i costi di produzione. Poi, quando il Campidano era pieno di barbabietole, di pomodori, il Campidano di Cagliari, il Campidano di Oristano e così via, no? C'era una ricchezza, si lavorava. Noi queste professionalità oggi le stiamo perdendo. E allora perché non devi dare un incentivo? Alla produzione di quelle foraggiere che darebbero dignità ai contadini, manterrebbero quella professionalità, utilizzerebbero quel territorio e darebbero l'opportunità ai pastori di avere un costo di produzione inferiore rispetto ai costi che sta sostenendo. Ecco, queste sono le cose. L'acqua. La Sardegna ha violentato il suo territorio creando un mucchio di dighe, ha creato un danno ambientale enorme, necessario, perfetto, ma allora dai l'acqua. Cioè noi abbiamo
2 miliardi e 500 mila metri cubi di acqua e sono piene, e massimo che riusciamo a irrigare sono poco più di 50 mila ettari di territorio. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando davvero? E poi la società paga buche di soldi per mantenere questi carrozzoni. Quest'acqua costa un casino di soldi. Costa un casino di soldi, costa al pastore, costa all'agricoltore, perché le cartelle le paga l'acqua, paga la bonifica, e più la regione paga tutta questa impalcatura formata da progettisti, da piani di fattibilità, da studi idrogeologici, insomma da un casino di cose che non portano dei costi e non portano benefici. Voi sapete che tanto quell'acqua lì nei bacini non può stare, perché costantemente la devono tirare giù, perché devono fare le verifiche, devono collaudare, devono fare così via, perché l'ente dighe nazionale lo impone. E allora dalla quell'acqua, dalla un prezzo, dalla come incentivo, via. Allora tu quei decine di migliaia di ettari che prima erano barbabietola, ecco, io ti do l'acqua, però devi produrre medicai. Non c'è bisogno di fargli un prezzo al contadino, poi sarà il mercato a fare il prezzo, ma lui potrà competere in quel mercato perché l'acqua non ha un costo. Ecco le cose da fare. Queste quelle che noi stiamo facendo internamente, ma fuori dobbiamo fare un'altra cosa importante. Perché la borsa di Milano? Dice, questi stanno cercando visibilità. Chi dice queste cose qua non ha capito niente. Borsa è ben mirata. Non è forse la borsa in mano delle banche? Non sono forse le banche che hanno in mano le nostre aziende? Noi abbiamo 2500 aziende che sono nelle loro mani, di cui oltre 350 con gli atti giudiziari. E allora non era intelligente quella mossa. La finanziarizzazione dei prodotti agricoli non passa attraverso la borsa, dove parassiti che hanno disponibilità di soldi investono sugli alimenti e decidono loro poi le condizioni di immissione e così via. Noi diciamo che i beni agricoli non possono essere soggetti a una finanziarizzazione di quel tipo lì, perché i beni agricoli devono essere accessibili come deve essere accessibile l'acqua, perché tutti devono avere accesso al cibo. E allora perché non dovevamo essere lì a dire queste cose qua? Cioè contro chi ha creato dei danni in quest'ultima tornata economica? Contro chi continua a speculare? Voi sapete che poche società mondiali, tipo la DuPont e così via, gestiscono il 60% dell'alimentazione nel mondo e che hanno degli incrementi altro che Cina, Brasile, India e così via. No? Del 10%, incrementi del 28-30%. Ecco perché il sistema borsistico investe. E allora perché i pastori non devono avere il coraggio di dire no? Basta con queste logiche. Lo so, una battaglia impari, lo so, ma questo non significa che non dobbiamo farla, non significa che i nostri militanti non devono crescere guardando il nemico in alto. Cioè, basta con questa logica, non è un problema di rapporto tra me e l'industriale, tra me e la cooperativa e così via, lo è anche quello, ma quando usciamo fuori da questa logica dell'isola, dobbiamo puntare alto. E poi, perché? Non è forse il movimento che ha salvato il sistema cooperativistico in Sardegna quest'anno? Non è forse attraverso le battaglie che il movimento ha portato avanti che il sistema cooperativistico è salvato? I pastori non hanno beneficiato, se non di riflesso, magari gli aderenti a questa o quella cooperativa. Può essere un 50%, l'altro no. Però siamo orgogliosi di questo. Siamo orgogliosi. E le nostre critiche contro la cooperazione continuano a esserci. Noi continuiamo a indicare una cooperazione incapace, che amministra e che gestisce la cooperativa come impresa di subappalto dell'industriale. Continuiamo a dirlo, ma siamo orgogliosi di aver salvato quelle strutture, perché senza il movimento in piazza,
quest'anno sarebbe stata una cosa orrenda. Nessuna cooperativa sarebbe salvata. Nessuna cooperativa sarebbe salvata. Noi li abbiamo salvati. Come li abbiamo salvati? Parte di quei 150 milioni di euro che ai pastori non ha dato niente, però è andato al sistema che di riflesso ha dato una de minimis da 500.000 euro a 28 cooperative. Sono poche liquidità. Ristrutturazione del debito a breve, cioè il prestito d'esercizio o di conduzione, come vogliamo chiamarlo, per cui ristrutturarlo a 5-10 anni. Rifinanziamento della campagna. E porca di una miseria. Sono 150 milioni di euro che il Presidente è riuscito a tirare fuori, o no? E vi sembra poco questo? E guardate che non c'è un presidente di cooperativa che vi abbia chiamato e mi ha detto grazie Movimento Pastori Sardi, no? No, non l'ha fatto, ma non è un problema perché noi abbiamo la coscienza, vogliamo molto più alto rispetto a queste miserie. Abbiamo una coscienza che va oltre, ma però lo rivendichiamo questo. Il Movimento Pastori Sardi ha salvato il sistema cooperativistico in Sardegna e ha salvato anche il sistema produttivo. Sistema produttivo che noi, così stringo un po', chiediamo, le cose da dire sono talmente tante, ci vanno giorni e giorni, ci potriamo talmente poco che poi alla fine qualche minuto in più bisogna pigliarlo. Noi dimostreremo quest'anno, noi abbiamo aperto un dibattito molto importante. Se il pastore è considerato di serie B o C o così via e comunque è marginato, va bene. Noi quest'anno abbiamo aperto un dibattito e lo vediamo adesso nel giro di un mese cosa ne scaturirà. Noi abbiamo detto teniamo gli arieti chiusi nelle stalle, impediamo l'accoppiamento, interrompiamo il ciclo biologico, il ciclo produttivo. Così dimostreremo quanto è importante questa pastorizia in Sardegna, queste decine di migliaia di aziende che producono in silenzio, che producono debiti a loro e ricchezza agli altri. Dimostriamo che noi se non facciamo accoppiare le pecore, se noi non produciamo, noi non guadagneremo, ma non produrremo debiti. Però chi sta attorno alla pastorizia sarà dura per loro, ma dura, nera. Voi immaginatevi un po' caseifici, mangimifici, mattatoi, tecnici, venditori di macchinari, di attrezzature di sementi. Tutto si fermerebbe, analisti, tutto si fermerebbe. Tutto si fermerebbe. E gli altri a quel punto diranno, ma questi pastori sono davvero importanti. Ma perché prima io non ho sostenuto le loro battaglie? Noi faremo questo. Noi faremo questo, non è autolesionismo, no, perché i pastori non mungono, ma non perdono, Se noi pigliamo 65 centesimi per un litro di latte che ci costa 80-90, guadagniamo. Poi noi diremo ai nostri, a chi non aderirà, poi ci sarà anche chi non aderirà, ma siamo in democrazia, se poi la grande maggioranza è d'accordo, la democrazia significa che anche la minoranza rispetti gli altri. Non è violenza se poi i pastori diranno per lui un momento, stai calmo, qua si interrompe il meccanismo. Poi se uno è in grado di guadagnare il suo latte, di vendere il suo latte, trasformarlo, e non sarebbe male perché così ritornerebbe a imparare a rifare, perché se togliamo i nostri vecchi, giovani, hanno perso quella manualità lì. E siccome di vecchi ce l'abbiamo ancora, per fortuna, perché continuano a resistere negli anni, loro torneranno a insegnare ai nostri giovani a fare il formaggio. E possono farlo. Se uno è in grado di guadagnare il suo latte, che li metta agli arieti. L'importante è interrompere questo meccanismo che ha arricchito tantissima gente e ne ha impedito i protagonisti. Vi ringrazio dell'attenzione.